Buongiorno! Mi sono appena alzata e ho preparato la tavola per fare la colazione. Conosciamo insieme le parole e il vocabolario per fare colazione. Ogni mattina bevo una scodella di tè. Dite assieme a me, scodella di tè. Per dare sapore al tè, prendo o il miele, un cucchiaino piccolo di miele. Se non vi piace il miele, potete mettere lo zucchero. Il miele, lo zucchero per dare sapore al tè e prendo un cucchiaino di zucchero, mescolo e dentro ci metto 1, 2, 3 biscotti e li inzuppo dentro il tè. Buonissimi. Oltre a questo mangio anche una fetta di pane. Qualcuno mette il burro, ma io sono allergica al latte, il burro è fatto col latte, quindi metto con un coltello un po' di margarina. Spalmo bene sopra la fetta di pane la margarina e sopra la margarina metto la marmellata di frutti di bosco. Buonissimo. Con un coltello, un cucchiaino, spalmo sopra la margarina la marmellata. Quindi ripetiamo insieme le parole per fare colazione. Una fetta di pane. Qualcuno usa il burro e lo spalma sopra il pane. Sopra il burro o la margarina io uso la marmellata di frutti di bosco. Mi piace molto bere il tè, una tazza di tè, dove ci inzuppo 1, 2, 3, 4, 50 milioni di biscotti, buonissimi. Per dare sapore al tè uso il miele o lo zucchero. Siete pronti per fare un gioco assieme a me? Via! Nell'immagine che vi si presenterà davanti agli occhi tra poco, cercate una fetta di pane con il burro. Indicate col dito la fetta di pane con il burro. La fetta di pane col burro era questa. L'avevate trovata? Bravissimi!